Euroregione News. Aspiag Service, concessionaria dei marchi Despar, Eurospar ed Interspar per il Friuli Venezia Giulia. Trentino Alto Adige, Veneto ed Emilia Romagna amplia il suo strategico centro logistico di Udine già di 18.000 m2 con 1.350 m2 refrigerati a più 4 gradi centigradi per carni e salumi e 350 m2 a più 12 gradi centigradi per l'ortofrutta. I vertici di Aspiag, unica società italo-austriaca rispetto alle altre concessionarie italiane di Despar, hanno presentato ufficialmente questo ampliamento sul quale sono stati investiti 1.600.000 euro. Per Aspiag, controllata dal colosso austriaco Spar, il centro logistico di Udine è lo snodo per la distribuzione regionale, ma anche verso Veneto, Orientale, Slovenia, Croazia, Austria, Ungheria, Grecia, Albania, Olanda e Bielorussia di 3.600 tipologie di prodotto. Complessivamente vengono movimentati annualmente 18 milioni di prodotti secchi e 11 milioni e mezzo di prodotti freschi, con 52.500 consegne annuali su 180 punti vendita e più di 80 sono in Friuli Venezia Giulia. All'interno della piattaforma logistica lavorano 110 dipendenti. La cerimonia di inaugurazione dell'ampliamento è stata introdotta dalla responsabile marketing per il Friuli Venezia Giulia di Aspiag, Tiziana Pituelli, che ha ripreso la storia della società che per il Friuli Venezia Giulia parte dal 1996 con l'acquisizione della Scambi Commerciali. Fabrizio Cicero Santalena, coordinatore Despar per il Friuli Venezia Giulia, ha sottolineato che Despar è un'azienda viva che affonda le radici sul territorio del Friuli Venezia Giulia e su di esso continua ad investire. Degli investimenti importanti che sono un po' controcorrente rispetto a molte realtà qui in Italia. Noi abbiamo la fortuna di lavorare per un'azienda che continua a crescere e per poter crescere bisogna fare investimenti. L'azienda ha deciso di fare questo investimento in funzione della crescita che abbiamo in programma, ma in funzione anche del fatto che dobbiamo essere sempre più bravi e più veloci a portare le merci nei nostri punti vendita per metterli al servizio dei nostri consumatori. È un investimento importante, è vero, però tutti gli investimenti servono a migliorare. La nostra è un'azienda che ogni anno investe oltre 100 milioni di euro per fare nuove aperture, per fare ristrutturazioni e per fare anche questo tipo di investimenti. Se non facessimo tutto questo sicuramente i numeri parlerebbero in modo diverso. Noi in realtà siamo un'azienda sana che continua a crescere e continuerà a crescere in futuro perché gli investimenti che abbiamo in programma sono investimenti importanti per continuare ad essere tra le aziende di rilievo di questo territorio ma anche di tutti gli altri territori che presidiamo. Eventualmente questo allargamento, questi investimenti corrisponderanno anche a nuovi posti di lavoro o è un qualche cosa di slegato? In questo momento l'organizzazione della logistica è già pronta per poter essere utilizzata questa nuova piattaforma, però è chiaro, ogni qualvolta l'azienda cresce di conseguenza ci sono nuovi posti di lavoro e nuove persone che entrano a far parte della nostra famiglia. La necessità principale che vi ha portato a questo investimento è solo una questione di capienza o di maggior efficientamento della logistica? Capienza ed efficientamento, assolutamente sì. Noi crescendo abbiamo bisogno di essere sempre più veloci e quindi di essere sempre più snelli. Tutto questo era abbastanza incompatibile, ormai eravamo un po' stretti e quindi era arrivato il punto di fare questo passo. L'abbiamo fatto, adesso la piattaforma è una piattaforma che può finalmente lavorare in modo sereno, senza stress, per poter arrivare puntuale dappertutto. Il direttore delle logistiche Aspiag, Dario Bettella, ha evidenziato le caratteristiche di sostenibilità e produttività della piattaforma che la rendono performante anche sulla qualità del lavoro. L'ampliamento ha una delle sue principali ragioni nel perfezionamento e controllo della movimentazione dei prodotti freschi che, come ricorda l'amministratore delegato di Aspiag Italia, Harald Huntley, sono in crescita e costituiscono oltre il 50% del giro d'affari. Obiettivo primario è quindi la garanzia di qualità del prodotto fino al negozio, una scelta che ha premiato Aspiag Despar con un più 4% di fatturato e una crescita costante da 20 anni ad oggi. E qui si continua ad investire e le cose vanno anche bene dal punto di vista aziendale. Questo significa che la politica che è stata portata avanti fino ad oggi è una politica positiva, è una politica che non ha commesso errori. Sì, sicuramente diciamo da ormai quasi 30 anni che Aspiag lavora in Italia ha fatto sicuramente sì che oggi è diventato un successo. Sicuramente noi siamo riusciti a fare una squadra molto importante, molto motivata, di gente molto capace, che è sicuramente importante.
sicuramente. Abbiamo ovviamente le spalle larghe perché abbiamo la casa madre che ovviamente in problemi, in momenti di un po' più di difficoltà ovviamente ci ha aiutato all'inizio, e in questo momento qua comunque quello che è sicuramente più vincente di tutto è la strategia che punta su negozi che sono puliti, nuovi, innovativi, con assortimenti importanti e ottimi servizi, e questa strategia rispetto a magari qualcun altro che lavora sul mercato nostro abbiamo sempre mantenuto e sempre continuato a coltivare e sviluppare. Perciò il nostro posizionamento è chiaro, noi siamo sicuramente nella fascia media alta, diamo ottimi servizi, ottimi prodotti, lavoriamo molto con gli assortimenti, prodotti locali, prodotti anche industria di marca, e cerchiamo di avere un assortimento più ampio e più profondo possibile per soddisfare tutte le necessità possibili. Non siamo né alti né bassi, abbiamo un po' di tutto, diciamo, ma mirato molto bene. In questa parte d'Italia, e intendo anche Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Trentino Alto Adige, ci siete voi. Un esempio di ottima collaborazione fin dagli anni 90, 1996, tra Austria e Friuli Venezia Giulia, tra Austria e Italia, essendo voi austriaci ed avendo il controllo di Aspiag e di questa società che rappresenta il marchio Despar in Italia. Siamo una multinazionale, ma credo che siamo al 99% un'azienda italiana. Abbiamo lo spirito italiano, riusciamo a fare le cose come si devono fare in Italia. Abbiamo anche un altro concetto che comunque è anche il concetto dello Spar Austria, che siamo comunque vicino al mercato locale. Noi oggi in Friuli siamo l'unica piattaforma che è ancora attiva nel nostro settore, tutti gli altri sono in altre zone dell'Italia ma non in Friuli Venezia Giulia. Questo garantisce il presidio, la logistica, ma anche la vicinanza a quello che è il mercato produttivo della zona, e questo è un punto di forza perché il presidio locale in Italia è fondamentale. La Spar Austria ha un concetto molto simile e questo sicuramente ha aiutato anche quello nel successo della società. Poi un altro aspetto che sicuramente è importante è la collaborazione, perché noi abbiamo una stretta collaborazione con la casa madre, portiamo tantissimi prodotti italiani in Austria, abbiamo anche un ufficio export di prodotti italiani che addirittura consegniamo e mandiamo in tutti i paesi del gruppo, ma anche fino in Russia e anche in Cina, e questi sono tutti prodotti italiani del nostro assortimento. Viceversa abbiamo anche una collaborazione per altri prodotti dove diciamo il mercato austriaco è più interessante su certi prodotti del dolciario, e questa sinergia fa sì che comunque in un mondo che comunque in Europa che c'è molto scambio ovviamente di prodotto, consumo eccetera, è un grande vantaggio anche da questo punto di vista. Solo direttamente da nostre piattaforme esportiamo 10 milioni di merce nei paesi esteri. Quando parliamo di paesi esteri parliamo di Ungheria, parliamo di Croazia, Slovenia? Sì, il nostro gruppo è presente in Croazia, Slovenia e Ungheria, e ovviamente questi sono paesi, visto anche la vicinanza, che hanno comunque già da sempre un consumo abbastanza importante di prodotti italiani, e questi paesi continuano a crescere dal punto di vista della importazione dei prodotti italiani che comprano da noi. Dall'assessore del comune di Udine Maurizio Franza i ringraziamenti ad un'azienda che accetta le sfide, si impegna nella responsabilità sociale d'impresa e per la sua capillarità rappresenta un prezioso servizio al territorio. Per l'assessore regionale alle attività produttive Sergio Emidio Bini, se un'azienda continua a crescere ed investire non è un caso, ci sono capacità di gestione del business, dai vertici fino al management locale, preparato e performante. In un momento difficile per la grande distribuzione organizzata, detto Bini, Aspiag sta operando in controtendenza. Nella sua storia ha superato momenti non facili ed è intervenuta a sostegno del territorio, rilevando parte del personale delle cooperative operaie di Trieste e delle cooperative carniche. Euroregione News.